Dani Bra. Lo vedi che lo sai il nome? Bra. Lo vogliamo far scendere? Ci vogliamo... Arriva. Ma gli diciamo... Eccolo. Ti lasciamo qualcosa? Uno sgabello. Vuoi lo sgabello? Serve qualche altra cosa, non proprio lo Non ti serve lo sgabello? Lo sgabello proprio Ti no. serviamo noi? Neanche. Ciao. Ciao ragazzi. Ciao. Allora, buonasera, salve a tutti. Io oggi volevo presentare un personaggio, uno di quei pochissimi personaggi che oggi non conoscono crisi. Voi direte, ma chi è? Sicuramente è un miliardario, sicuramente è qualcuno che bene o male ha un lavoro 24 su 24. Sì, è uno che ha il lavoro H24, specialmente noi che siamo a Roma, molto probabilmente perché Roma è proprio linfa. Allora, eccolo qua, abbiamo un attimino la situazione. È uno di quei personaggi che praticamente bene o male conosciamo un po' tutti, anche perché fa parte del nostro costume quotidiano. Quei personaggi, quegli anziani che si trovano in pensione e che logicamente non hanno molto da fare durante il giorno e trovano la loro occupazione nel trovare un cantiere disposto ad ospitarli e loro ma mo la in dubbio, ma sta al lavoro in corso o sta a fare in corso per lavorare? Ma sta 3 mesi che stai là dentro. Ma che stai a cercare Atlantide? E ricordati, il tubo giallo è quello del gas e quello verde è dell'acqua. Non mi fare come l'altra settimana che l'hai scambiati. Mia moglie per un bicchiere d'acqua me la sono ritrovata sul soffitto. Oh, chiusi Alberto, professione transennologo. Io guardo, scruto, osservo, do consigli. A me mi fa ridere la gente che passa e mi dice ma non c'è niente da fare. No. Mi dicono ma trovate un lavoro. Ma perché guarda chi lavora non è lavoro. Io ho studiato per questo posto. Io mi sono fatto 7 anni di transennologia. Io e il mio amico Donato. Donato! È passato Vinicio con la macchina nuova, bella rossa fiammante cabriolet. Chissà quant'ha pagata. Pensa che ieri mi ha detto che in 14 secondi sparisce la cappotte. Ma io gli ho detto, Vini, guarda, non è cattiveria, alla stazione Termini in 12 secondi sparisce proprio tutta la macchina. Poi dice uno, dice due. Guarda quello, guarda quello, guarda quello, guarda quello. Qui devi stare con 2000 occhi. Se ti vengono incontro non è perché ti vanno bene, no, stai contro mano. Oh, Gesù, oh Dio mio. Eccoli va, puntuali come una cambiale in scadenza. Anche oggi sono arrivati quelli dell'asfalto. Scusate, me lo togliete un dubbio, ma quel cartello rotondo con scritto 20 indica la velocità o sono l'anni per finire i lavori? E no, perché sono 3 mesi che state a mettere asfalto su sta strada. Sti lampioni si sono talmente abbassati che i cani fanno la pipì sulla lampadina. Voi ricordate il Sor Antonio, quello del pian terreno? È 1 mese che non esce di casa. L'avete asfaltato vivo. Ma fate le cose come devono essere fatte, no? Non so io. A me sto lavoro mi ammassa, tu ci crederai. Oh, Gesù. Buonasera signor Peppe, buonasera. Donato, è passato Peppe, quello del terzo piano, un tipo fanatico. Ha una ditta edile, s'atteggia perché dice che sotto di lui c'ha 20 persone e guadagna 1000 euro al giorno. 20 persone sotto, Donato. Calcola che mia cognata con uno sopra guadagna la stessa cifra. Dice uno, dice due. Te stai a riposare? Stai a leggere il giornale? Fa vedere la prima pagina. Roberto Pruzzo, re dei bomber. Ma da quant'è che stai là sotto?
Dal 78. Ma guarda che la banda della Magliana hanno presa poi uscire. È tutto cambiato, tutto rivoluzionato. Siamo nell'epoca di internet, smartphone, è tutto cambiato. La lira è andata in pensione, adesso c'è l'euro. Abbiamo addirittura 2 papi. È tutto cambiato. La mafia, l'IVA, i tassi. Ha quasi tutto cambiato, continua a scavare, ma che davvero davvero.